Carissime amiche e carissimi amici, come state? Siamo arrivati ad agosto, il che vuol dire che l'estate sta finendo. Ma allora, visto che fa ancora così caldo, prima di rientrare al museo e proseguire l'illustrazione degli oggetti, cosa che faremo a settembre, vi voglio portare ancora un attimino a spasso nel sole e in particolare in una valle non molto conosciuta, la Valmaira, che si trova grosso modo tra il Piemonte e la Liguria. È una valle molto bella, ricca di sentieri, ma io vi voglio far vedere un sentiero molto particolare, un sentiero magico, un sentiero, come vedrete, costellato di nanetti. Seguitemi.
un Barba Brisciu perché? Perché Barba in piemontese appunto le zio e Brisciu le strano di Fabrizio perché sono le zio di tanti, allora per lo mangiamo Barba Brisciu. Barba Brisciu però le mantenuto anche come un po' come nome d'arte, insomma, farai sempre con la modestia del caso. A fare sculture, a fare tapassiena, cose l'auta è una cosa che lei da sempre, da già da Masnar. Tapassiamo con il das, col pongo, con tutti quei materiali che ti danno una possibilità di esprimerti come Masnar. E finché io le Masnar, la cosa viene guardata con simpatia, no? Come dire, guarda che bravo, che bravo. Però è una cosa che la sendinta, no? E la sendinta anche quando viene spigrata. Viene anche grande però e tacca e si trova. Allora ven fine in guardare proprio tanto con simpatia. Ven guardare come una perdita di tempo, perché la sancunen proprio sa sancunen non che colon che vestire fuori, sa sancunen il materiale da dure, anche se dintati che cosa continua a sapere. Il mio materiale è il boss. Allora vos ringrazio di essere venuti in Valmairo e mi fa piacere conoscervos. Spero che la Valada vi sia piaciuta e spero che devemos tornare fitto per scoprire autos particolari per questa Valada che secondo me è incontaminata e l'incanavalato originale. Grazie, alla prossima volta a vedere. Curioso, vero, questo sentiero, percorrerlo è veramente un'esperienza magica. Un'ultimissima cosa, non so se avete capito quello che ha detto l'amica Roberta nel salutarvi. Parla in occitano, che è una lingua medievale, che però viene ancora utilizzata in alcune zone del sud della Spagna, della Francia e anche del Piemonte. Quindi abbiamo fatto un tuffo veramente in un passato molto molto remoto, però è molto bello che le tradizioni possano rimanere sempre vive per ricordarci le esperienze e la vita di una volta. Solo ricordando come eravamo una volta
possiamo proseguire in questo futuro. Bene amici, un carissimo saluto e ci vediamo tra un mese.